Euroregione News. A Udine il primo ospedale virtuale del Friuli Venezia Giulia. Nasce a Udine il primo ospedale virtuale del Friuli Venezia Giulia dotato di sala operatoria, terapia intensiva, area chirurgica, radiologia e degenze, destinato alla formazione di studenti universitari, medici e professionisti sanitari. Si tratta del nuovo centro di simulazione e alta formazione frutto della collaborazione tra Università e Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. La struttura, realizzata grazie ad un investimento dell'Ateneo Friulano di oltre 300.000 euro, è dedicata alla formazione interattiva mediante l'utilizzo e la sperimentazione delle più innovative tecniche di apprendimento con un coinvolgimento attivo del discente in condizioni di completa sicurezza. Il centro ha sede al sesto piano del padiglione 5 dell'ospedale di Udine in uno spazio di oltre 300 metri quadrati. La struttura è stata inaugurata dal rettore dell'Ateneo Alberto De Toni, dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria Mauro De Lendi e dall'assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca. La simulazione consente di provare e verificare tecniche diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali diffuse e rare, potenziandone l'efficacia e riducendo così al minimo i rischi per i pazienti e per i professionisti. Il centro è dotato di una sala operatoria, di un'area per le cure intensive con 2 letti, di una stanza degenza con un letto, di un ambiente per l'attività radiologica e di uno riservato alle attività chirurgiche. Tutti gli spazi sono arredati esattamente come quelli analoghi presenti negli ambienti ospedalieri. Per la formazione mediante simulazione il centro è all'avanguardia perché dispone tra l'altro di un simulatore avanzato adulto che permette di replicare con altissima fedeltà situazioni patologiche e di criticità in ambito respiratorio, circolatorio e neurologico. Il centro è anche dotato di numerosi simulatori che riproducono una parte anatomica specifica e permettono così di svolgere in maniera realistica una procedura diagnostica, terapeutica o assistenziale. Il centro propone ai diversi fruitori non solo percorsi finalizzati all'acquisizione di abilità tecniche di alto livello, ma anche scenari che valorizzano l'approccio multidisciplinare a situazioni critiche che si possono presentare nella pratica clinica. Sarà gestito congiuntamente da università e azienda e vedrà lavorare insieme docenti universitari e colleghi ospedalieri con la prospettiva di avviare al più presto rapporti con gli altri centri di formazione avanzata presenti sul territorio nazionale ed internazionale. Da subito ci saranno anche delle attività rivolte agli studenti delle scuole superiori di Udine con l'apertura di un campus biomedico in cui gli studenti delle scuole potranno conoscere alcuni aspetti della biomedicina. Euroregione News.